Quello in cui viviamo oggi è un mondo complesso, pieno di ingiustizie, sofferenze e anche di privilegi immeritati, però noi abbiamo il dovere di dare ai giovani la speranza per un futuro migliore. Ma tu perché lo fai? Nel senso, perché Francesco Vianello si è deciso a fare politica? E questa è la domanda alla quale cercherò di dare una risposta oggi, che mi è stata fatta su Facebook da un utente senza nome e cognome e senza fototessera, per cui ancora una volta vi chiedo di avere pazienza, mettetevi comodi sul divano con i popcorn, adesso cercherò di rispondervi in tempi accettabili. Allora, innanzitutto io mi ritengo fortunato, diciamo, ad essere nato nella parte del mondo, quella ancora più tranquilla, speriamo che duri, nel senso nella parte del mondo in cui ancora non ci piovono missili sulla testa, e per questo io naturalmente credo di non avere nessun merito. C'è questa mia amica, una donna medio orientale, una bella ragazza, insomma una giovane donna che sta lottando per i diritti delle donne e per cercare di dare un futuro di speranza e di libertà al suo paese. L'ho conosciuta qui in Veneto, poi è dovuta rientrare frettolosamente prima dello scoppio della guerra nel suo paese. Quando ci siamo salutati mi ha detto: Francesco, guarda che non so se ci rivedremo. E vedi, quando sei di fronte a queste cose qui ti metti a riflettere, e poi anche in considerazione del fatto che io per lavoro sto a strettissimo contatto con dei ragazzini che sono affetti da delle forme gravissime di disabilità. Cioè, capisci, non posso arrivare a 70-80 anni, girarmi, guardarmi in giro e dire: mamma, cos'è che ho fatto di buon nella mia vita? Eppure sia chiaro che io non ho assolutamente l'arroganza e la presunzione di dare soluzioni a problemi grandissimi, complessi, figuriamoci di caratura mondiale. Come poi anche si potrebbe rivelare che quella della politica non è la mia strada e che la politica magari non fa per me. Allora a quel punto, cioè, dovrò fare anche le mie scelte e tentare altre strade, ma qualcosa devo fare, capite? Io non ho scelto a caso Prima il Veneto, io ho cercato e voluto un partito come Prima il Veneto. La mia non è stata una scelta di convenienza o di opportunismo. Perché sono rimarchevole su questo? Perché secondo me invece tantissimi altri hanno fatto delle scelte di opportunismo e convenienza. Io li riconosco pienamente negli ideali e nei principi di Prima il Veneto. Se voi siete curiosi e volete conoscere chi è il soggetto politico Prima Veneto, chi sono le sue facce, le sue persone, i suoi programmi e poi i suoi candidati, digitate su Facebook Prima il Veneto e andate a dare un'occhiata. Allora, capisci che io, dopo aver studiato tanto e dopo anche aver ricevuto tanto dalla società in termini di benessere, di opportunità e di istruzione, sento il dovere morale di tentare di restituire alla società tutto quello che mi ha dato. Come? Cercando di fare qualcosa di buono qui, a livello locale, nel comune di Venezia. E poi c'è qualcuno che mi ha detto: guarda che potrebbe finire tutto con una sonora sconfitta e una grandissima delusione. Sì, è vero, in ogni cosa ci sono dei rischi, ma l'alternativa quale sarebbe? Cioè, di vivere tutta la vita come una pecora e subire passivamente le cose? No, mi dispiace, io non ci sto. Allora, come vi dicevo, cioè io ho avuto la fortuna di incontrare Prima il Veneto, un gruppo di persone meravigliose che mi stanno dando delle bellissime opportunità di crescita e anche quindi di miglioramento mio personale, e anche, potrei dire, delle lezioni di vita. Prima il Veneto mi sta insegnando i valori della lealtà e della coerenza, cose sempre più rare nel panorama politico dei giorni nostri. Prima il Veneto mi sta insegnando che fare politica significa servire con passione e senza opportunismo. Prima il Veneto mi sta insegnando che al primo posto bisogna mettere l'amore per la nostra gente e per il nostro territorio. Vi ringrazio se mi avete seguito fin qui, spero di rivedervi presto. Grazie, ciao.